Siamo punto e a capo, era già tutto previsto. Torna il freddo e col freddo anche l'allerta smog. Si riaccendono i riscaldamenti, si scaldano le stufe e di conseguenza le polveri sottili sono destinate a crescere e più crescono più le auto si fermano. Dopo 10 giorni di superamento dei limiti scatta la zona rossa e quindi lo stop nel bacino padano comprende tutte le vetture fino ai veicoli privati diesel Euro 5, vale a dire macchine immatricolate fino al 2014. 8 anni fa. Oggi, mettendo insieme le vetture Euro 0, 1, 2, 3 e 4, si calcola che a Vicenza saranno 23.500 le macchine che rischiano di restare spente. Se ci aggiungiamo anche gli Euro 5 diesel, diventano 30.000 veicoli costretti a rimanere in garage. Ora, in tempi di crisi economica ed energetica, con le bollette di fuoco che si stanno abbattendo sulle famiglie, fermargli pure l'automobile solo perché non hanno potuto permettersi di comprarne una nuovissima è discutibile, tanto più se si considera che i benefici ambientali di questi stop, il lockdown insegna, sarebbero minimi. Durante il lockdown abbiamo commissionato un'analisi che ha dimostrato che con tutto il traffico fermo la riduzione del PM10 è poco meno del 10%, quindi serve veramente a niente.